Eder. Mech. Pallister. Tra 14 giorni saranno resi pubblici i risultati del lavoro dei consulenti e forse sapremo quando è davvero morta Lilly. Nel cuore della pittoresca Trieste, una città che si affaccia sul tranquillo mare Adriatico, si nasconde un enigma che continua a sfidare investigatori e famiglie. La misteriosa morte di Liliana Resinovic. Questo caso, noto come il giallo di Trieste, ha catalizzato l'attenzione nazionale, trasformandosi in una complessa vicenda forense e legale che sembra non voler trovare una conclusione. Liliana Resinovic, una donna di 63 anni, è scomparsa dalla sua casa il 14 dicembre 2021, per poi essere trovata morta il 5 gennaio 2022. La scena del ritrovamento era inquietante, il suo corpo giaceva in posizione semidormiente, con la testa avvolta in 2 sacchetti di plastica legati al collo da un cordino. Il corpo era ulteriormente contenuto in 2 grandi sacchi neri della spazzatura. Questa macabra scoperta ha immediatamente sollevato dubbi e domande, in particolare per il fratello di Liliana, Sergio Resinovic, che ha sempre respinto l'ipotesi del suicidio. Sergio, determinato a scoprire la verità sulla morte della sorella, ha intrapreso una battaglia legale e mediatica. Convinto che Liliana sia stata uccisa, ha dichiarato di essere pronto a utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione per dimostrarlo, incluso rendere pubbliche le fotografie post-mortem di Liliana, nella speranza di portare alla luce dettagli cruciali ignorati nelle indagini iniziali. Le autopsie hanno giocato un ruolo centrale nell'indagine. La prima, effettuata il 10 gennaio 2022, ha evidenziato una serie di lesioni sul volto e sulla mano destra di Liliana, le quali, secondo i consulenti di Sergio, non possono essere ignorate nella ricostruzione dei fatti. Queste lesioni, insieme alla posizione del corpo e all'assenza di sostanze psicotrope, hanno alimentato i dubbi sulla tesi del suicidio. Un'altra figura chiave è il generale Luciano Garofano, ex comandante del RIS e consulente del marito di Liliana, Sebastiano Visindin. Garofano ha sottolineato che la temperatura del luogo del ritrovamento era più bassa di quanto inizialmente stimato, un dato che potrebbe influire sulla datazione della morte. Inoltre, la speranza è riposta in una tecnica sperimentale, l'analisi del microbiota, che potrebbe permettere di datare con precisione il decesso. Le indagini si sono ulteriormente intensificate con la riesumazione del corpo e una seconda autopsia eseguita da Cristina Cattaneo, un'antropologa forense di fama. Il focus è ora sulla domanda cruciale: Liliana si è tolta la vita o è stata vittima di un omicidio? E quando è avvenuta esattamente la sua morte? Il team legale di Sergio Resinovic ha presentato una serie di dubbi per confutare l'ipotesi del suicidio, evidenziando 7 punti chiave. Tra questi, l'uso dei sacchi neri, considerati non necessari per un suicidio ma piuttosto per occultare un delitto, e l'assenza di droghe nel corpo di Liliana, che di solito si riscontrano nei casi di suicidio con sacchetti. Inoltre, la mancanza di impronte di Liliana sui sacchetti e il contenuto insolito della borsa trovata accanto a lei pongono interrogativi inquietanti. Un altro aspetto intrigante è l'assenza di morsi di animali sul corpo di Liliana, un dato che ha portato gli entomologi forensi e zoologi, come Stefano Vanin e Nicola Bresci, a esaminare la fauna del boschetto. Nonostante la presenza di ratti e cinghiali, nessun animale sembra aver attaccato il corpo, un fatto che si aggiunge alle numerose domande senza risposta. Mentre le indagini continuano, il caso Resinovic rimane un complesso enigma, un intricato puzzle di dettagli forensi, dubbi legali e dolore familiare. La speranza di Sergio e degli investigatori è che la verità possa finalmente emergere, portando giustizia a Liliana e offrendo un po' di pace a chi le ha voluto bene. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.